Buongiorno, si avvicini al tavolo, in piedi a voce alta, deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi pure. Onorevole, lei ha nulla in contrario se la riprendono? Nessuno. Allora, lei si chiama Daniela Santanché, dove è nata e quando è nata? A Cuneo il 7/4/1961. Dove è residente? Milano, via Soresina 3. Via Soresina, numero 3. Prego, la difesa. Presidente, buongiorno onorevole. Buongiorno. Lei da quanti anni conosce l'onorevole Berlusconi? Da circa 15 anni. E ha avuto modo di frequentare la sua abitazione in Arcore Assolutamente sì. per ragioni di lavoro, per ragioni politiche o anche per ragioni di frequentazione amicale? Ma direi sia per questioni politiche e mi è successo anche di essere a pranzi conviviali. Senta, durante questi pranzi conviviali lei ha avuto modo di notare frequentazione di giovani ragazze? No, ogni volta, e credo che siano state parecchie le volte che sono stata ad Arcore, non ho mai visto giovani ragazze. Mi è capitata in qualche occasione alla sera di vedere 2 cantanti o 3 cantanti che cantavano. Senta, lei ha avuto occasione di partecipare a serate che si sono poi prolungate nella sala sottostante alla casa? Non ho mai visto la parte sottostante dell'abitazione del Presidente, no, mai. Bene. Conosco il giardino, la sala da pranzo, il salotto, ma non ho mai visto una volta la parte sottostante. Scusi onorevole, sia gentile perché non si sente bene. Si posizioni il microfono e parli così, rivolta verso di noi. Ah sì, scusi. Senta, e lei ha avuto modo di incontrare in quel di Arcore una ragazza di nome Ruby? No, mai. Lei ha avuto modo di vedere dalle cronache giornalistiche la fotografia o l'immagine di Karima El Mahroug detta Ruby? Sì, l'ho vista sia in televisione sia in fotografie su vari giornali. Ecco, lei è certa di non averla incontrata in quel di Arcore dopo aver visto quelle fotografie e quelle immagini? Sono certissima, ma forse non mi sono espressa bene nella domanda precedente. Io non ho mai visto giovani ragazze in casa, alle cene, agli incontri ai quali io ho partecipato col Presidente Berlusconi. Okay. Senta, per caso in quel di Arcore lei ha avuto modo di incontrare l'attore George Clooney? Non ho mai conosciuto l'attore George Clooney nella mia vita, né ad Arcore né da altre parti. Non ho nessun'altra domanda, grazie. Prego, il codifensore. Pubblico ministero. Nessuna, Presidente. Grazie, abbiamo terminato.